Bene, siamo nel post partita di Sarzana-Prato A2, partita che col finire del primo tempo sembrava indirizzata verso un pareggio, infatti 3-3, invece nel secondo tempo il Prato ha dilagato e si è portato sul risultato finale 7-3. Siamo con Maurizio Baldesi che questa sera ha segnato 4 reti. Intanto un commento sulla partita. Vero, il primo tempo è stato molto equilibrato, tante azioni da una parte all'altra come è sempre su questa pista, e il secondo tempo siamo stati più bravi a difendere e a sfruttare tutte le occasioni che abbiamo avuto, e questo ha fatto sì che si è creato questo gap di gol tra una squadra e un'altra. Sì, infatti una partita piena di cambi di fronte, tantissimi contropiedi e tiri da fuori, evidentemente è riuscito a concretizzarli meglio il Prato in questo secondo tempo. Ora il Prato deve guardare alla prossima gara in cui in casa dovrà affrontare il Forte dei Marmi. Sì, ora stiamo già focalizzando sulla prossima partita, match in casa contro il Forte dei Marmi, una partita alla nostra portata, dopo il pareggio che abbiamo fatto all'andata, noi in casa siamo una buona squadra e vogliamo fare altri 3 punti. Maurizio Baldesi che in questo campionato in 8 gare ha segnato 20 reti e questa sera è uscito solo per un infortunio, però ha lasciato il monito nella pista, un giocatore importante per questa squadra e per questo campionato. Sì, dai, è una buona stagione, non penso di aver mai fatto così tanti gol in tutta la carriera, quindi ci stiamo allenando bene, stiamo bene fisicamente e questo si vede durante le partite.